Eccoci a Messico 70, nona edizione dei mondiali, l'ultima con la denominazione Coppa Rimè. Dalla edizione successiva sarà campionato del mondo FIFA. Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La storia dei mondiali di adesso ormai ci salutano, i mondiali dell'epoca li ripercorriamo e a me piace, c'è tanto da dire, mi sono fatto uno schemino per non far durare troppo il video e per non dimenticarmi nulla, ci sarebbe tanto da dire e io amo fare questa rubrica non ricordando tutti i risultati, i gironi, i calciatori, perché sono anche cose che basta banalmente aprire internet per andarsi a leggere. Cerco qualche particolarità o, nel caso dal 94 in poi, anche qualche ricordo personale. Come ho detto è la settima edizione della Coppa del Mondo, 16 partecipanti, continuano ad essere 16 partecipanti, dal 31 maggio al 21 di giugno il Messico batte l'Argentina come paese organizzatore, le esordienti sono tre: El Salvador, Marocco e Israele. Grandi speranze le ha l'Italia, che è campione d'Europa in carica, che è una squadra molto forte. È vero, ci sarà la staffetta, la rivalità eterna di Valcareggi tra Rivera e Mazzola, celebre e raccontata praticamente da tutti, ma attenzione anche all'attacco con Riva, con Boninsegna. Insomma, l'Italia può davvero dire la sua. Il grande favorito è un'altra volta il Brasile, ma non è che è una cosa noiosa da dire. Il Brasile del 70, da tanti giudicato forse come la nazionale più forte di tutti i tempi, ha una sorta di 4-5 fantasisti in squadra, da Pelé a Rivelino a Tostao, Jairzinho, lo stesso Carlos Alberto, che era una sorta di Cafù, di Maicon, di Roberto Carlos. Sapete come sono i laterali brasiliani, ma era prestato a fare il laterale, avrebbe potuto fare qualsiasi altro tipo di ruolo, ed è una squadra che davvero tutti pensano che possa alla fine quantomeno arrivare in finale. Tra l'altro le semifinali sono anche particolari perché da una parte c'è il Sud America, c'è Brasile-Uruguay, dall'altra c'è Italia-Germania, e sono un po' forse le quattro squadre più storiche in quel momento del mondo. Il Brasile vince 3-1 con l'Uruguay e poi ovviamente, come non citare Italia-Germania dello stadio Azteca, che porta ancora oggi tanto di, stavo dicendo di cartello, quanto di targa all'entrata dello stadio, e che è stata definita la partita del secolo. Come vi ho detto alla fine del video precedente, ma è davvero così? Allora, è chiaro che è passata un po' alla leggenda, è stato fatto anche il film famoso italiano molto carino che si può vedere, che si chiama così, ma che parla poi in realtà della storia di tre amici, ma che si ritrovano proprio per rivedersi Italia-Germania trasmessa in televisione, e in cui affiorano però in realtà poi i loro problemi da adulti. È stata un po' presa anche come spot per il calcio, però nessuno ci può dire ad esempio se l'ultima finale dei mondiali Francia-Argentina sia stata più bella o meno bella di Italia-Germania. Chi può stabilirlo questo? È chiaro che soprattutto per i tifosi dell'Italia che l'hanno vissuta in diretta, quello è stato forse l'evento più bello, per tanti anche più bello persino della finale dell'82 con la Germania stessa. La cosa paradossale che io ho scoperto ovviamente da adolescente, quando ho iniziato a leggere, a guardare i riflessi filmati, è che Italia-Germania è passata alla storia come la partita del secolo e come uno show con capovolgimenti di fronte, gol, rimonte contro rimonte e il 4-3 finale, ma fondamentalmente fino al 90° il risultato era 1-0 per l'Italia, ed una partita tutto sommato pure noiosa. La storicità, il mito, la leggenda gliel'ha dato il gol di Schnellinger,
Se la Germania non avesse pareggiato al 90°, Italia-Germania sarebbe passata per una semifinale qualsiasi, vinta dall'Italia 1-0, l'Italia in finale e arrivederci, grazie. Il gol di Schnellinger ha fatto sì che poi ci sia stata quella mezz'ora roboante, quello show durante i tempi supplementari. A volte si pensa che Italia-Germania sia stato uno spettacolo in generale, in realtà c'è stata mezz'ora di spettacolo dei tempi supplementari, e questo mi fa agganciare anche a un altro commento, che i fenomeni che si erano inventati il golden goal, se se lo fossero inventati prima, non ci sarebbe stato niente, perché al 2-1 dei tempi supplementari la partita sarebbe finita, per cui quando si vogliono creare delle regole che aiutino lo sport a migliorare è un conto, quando si vuole stravolgere e inventare delle regole palesemente assurde, i risultati poi rischiano di essere peggiori della rivoluzione stessa. Detto questo, Italia-Germania 4-3, col golden goal avremmo perso tutto, e invece si va in finale allo stadio, si va in finale contro il Brasile. L'Italia è sfavorita, ma tanti pensano che se la possa giocare. Se la gioca solo nel primo tempo, al 18° c'è il gol di Pelé, che non è che stacchi particolarmente alto per andare a prendere il pallone e battere Zoff, praticamente resta appeso in aria una decina di minuti. Un gol simile lo fece Cristiano Ronaldo in Sampdoria Juventus, andateli a paragonare. Impazzisco quando i giocatori restano in elevazione per secondi e secondi, è un concentrato, oltre che di bravura tecnica, balistica, anche di fisico. Quanto possano lavorare le gambe nella spinta, quanto possa lavorare l'addome, quanto possano lavorare anche gli stessi muscoli comunque del collo nello stacco. È un concentrato di tutto, e soltanto i fuoriclasse riescono a fare gol simili. Pareggio di Boninsegna, un po' rocambolesco, al 37°. Nel secondo tempo l'Italia si scioglie, il Brasile segna con Gerson, che quando io ero piccolo, come un idiota, pensavo che fosse il centrocampista del Lecce e del Bari, che con tutto il rispetto era leggermente inferiore, pur essendo un buon giocatore, a quello degli anni 70, ma non era ovviamente lui. Il 3-1 lo firma Jairzinho, e il 4-1 Carlos Alberto con una fucilata arrivando in corsa dall'area di rigore, e il Brasile vince così un altro mondiale meritato e forse un po' scontato vista la forza della nazionale. Con 10 gol il capocannoniere è Gerd Müller, e io chiudo con il famoso commento che fece Nicolò Carosio l'11 giugno durante Italia-Israele, quello che fu definito un po' il fattaccio di Nicolò Carosio, che dalla partita successiva venne sostituito nelle cronache da Sandro Martellini, sul famoso guardaline etiope. Come vi ho detto in altre circostanze, come vi ho detto sul dentista non dentista della Corea del Nord, quando passa una leggenda, sì, ci si può ridere, ci si può ricamare sopra, quando poi si capisce che quella leggenda è falsa è inutile continuare a parlarne. Ci fu questa polemica perché fu annullato un gol all'Italia che era stato convalidato dall'arbitro e annullato dal guardaline etiope, e si iniziò a dire, visto che non c'erano tante registrazioni, quindi nacque un po' questa leggenda che lui avesse fatto dei commenti da prima razzisti sul guardaline, poi che avesse detto che cosa vuole questo etiope, poi insomma altre situazioni. In realtà la verità era un pochino più sgonfia. Carosio parlò soltanto di quanto l'Italia fosse stata sfortunata a vedersi annullare quel gol. Riabilitiamo anche Sor Carosio, ormai peraltro che ci ha abbandonati da una quarantina d'anni. Detto questo, questa è la storia di Messico 70, questa è la storia dei mondiali. Io vi aspetto la prossima settimana con i mondiali del 1974 e la nascita del mito dell'Olanda.